Noi di rincorrere questo problema ci siamo un po' stancati, noi vorremmo risolverlo questo problema, perché ricordo a tutti che al di là dei numeri e delle statistiche stiamo parlando di persone, di lavoratori e lavoratrici che sono uscite la mattina e non sono tornate a casa la sera. Questo è. Se non colpisce questo io sinceramente rimango allibito. Andrea Toffoli aveva 48 anni quando la sua vita si è fermata, il suo corpo travolto dalla sponda di un camion. Era il 30 settembre 2023. Marco Bettolini di anni ne aveva 46, era il 14 settembre quando è morto annegato nel tentativo di salvare un collega in difficoltà per aver inalato i gas della cisterna. Ci sono le battaglie di mogli e mariti per avere giustizia e poi le denunce tantissime dei lavoratori. I dati sono quelli dell'INAIL. A settembre abbiamo già superato il numero dei morti che abbiamo avuto sul luogo di lavoro, in occasione di lavoro, in tutto il 2022. Quindi il problema è significativo anche perché Treviso, in qualche modo, questo territorio scala le classifiche, le peggiori classifiche scalabili in questo caso. Già 10 morti in quest'ultimo anno, lo scorso anno erano stati 4, impennata anche nelle denunce di infortuni passate da 89 a 153. Abbiamo avuto un aumento di oltre il 70% degli infortuni denunciati e quindi gestiti dal patronato Inca di Treviso per i lavoratori che si sono rivolti nelle nostre sedi e un importante aumento anche delle denunce di malattie professionali. Tra le malattie professionali più denunciate, il 77,8% sono malattie al sistema osteomuscolare. Treviso è stato il primo patronato ad ottenere il riconoscimento di un infortunio sul lavoro ad un lavoratore in smart working, una donna scivolata dalle scale mentre era al telefono per lavoro con cellulare aziendale. Nella Marca operano 18 ispettori spisa a fronte di un fabbisogno di almeno 32. Un segno, questi numeri, rileva il segretario del sindacato Mauro Visentin, della consapevolezza dei lavoratori dei loro diritti, anche quelli della salute. Non è il quadro del 100%, è il quadro di chi ha questa consapevolezza e se questa consapevolezza cresce ci dà anche la possibilità di capire dove intervenire per migliorare anche le competenze, per migliorare anche le modalità in cui come dire, si sta nei posti di lavoro.